Ci troviamo sul lago di Verzegnis in Carnia, insieme a Domenico Romano, candidato del Patto per l'Autonomia alle elezioni regionali di domenica prossima, e al sostegno della candidatura presidente del professor Sergio Cecotti. Perché ci troviamo su questo bacino? Ci troviamo su questo bacino perché è uno dei due bacini, tre considerato Cavazzo, voluti dalla grande derivazione Exade. Derivazione nata nel lontano 54, e quindi sono passati parecchi anni, dove l'importanza di questa derivazione ha prodotto senz'altro dei benefici al territorio, ma non ha prodotto in termini di compensazioni e di benefici agli abitanti e ai comuni su cui questi impianti ricadono. È importante anche pensare che i benefici che questi bacini potevano e dovevano dare, partendo dal lontano 54, sono ormai in fase di arrivo. Credo e mi auspico che la Regione possa in qualche modo tentare di decidere e di gestire la partita delle grandi derivazioni, anche perché molte di queste, parliamo della Val Tramontina, sono in scadenza nel prossimo 2021. Queste grandi derivazioni hanno prodotto e producono ogni giorno centinaia di migliaia di kilowatt. In un mondo in cui l'energia ha sempre più valore, i costi sono sempre più alti, crediamo sia opportuno che l'ente pubblico possa metterci le mani e possa finalmente, così come in altre regioni, e cito a tale proposito la provincia autonoma di Trento e Bolzano, possa riuscire a gestire in primis queste grandi derivazioni. L'auspicio che io faccio è che si possa generare un circuito virtuoso in modo che i comuni, le popolazioni abbiano a beneficiare di un qualche compenso che non c'è mai stato, se non poche briciole, ecco. Soprattutto pensando recentemente a questa legge voluta dalle due province di Trento e Bolzano, legge che è stata promulgata pochi mesi fa, a dicembre, la 205, in cui all'articolo 1 e al comma 833 si stabilisce, ovvero il governo nazionale stabilisce che sarà potestà delle due province gestire le prossime scadenze, le grandi derivazioni. Scadenze che produrranno sicuramente dei grossi benefici, perché la società trentina è già dotata di una sua agenzia energetica, di una sua società energetica nella gestione dei grandi impianti. Pertanto io credo che sia necessario che anche nella nostra regione si faccia questo e si riesca finalmente a gestire questa partita, che è molto importante, non solo da un punto di vista economico, ma soprattutto ambientale. L'auspicio è riuscire, e spero che la prossima giunta regionale lo metta in calendario, nella sua agenda, pensare di trovare soluzione a questo problema, che è domani, 2021 è tra pochi anni. La gestione delle gare, i bandi diventano cosa importante, cosa che potrebbe produrre un beneficio enorme a questo territorio. Credo che la montagna friulana abbia bisogno e forse anche il diritto di avere ricompensati questi danni da queste derivazioni, pensando finalmente di poter beneficiare in termini di ambiente, di economia e soprattutto di lavoro.